Punto passo la parola a Lorena Barison, a dottoressa Barison, che è responsabile del servizio accoglienza in Fondazione OIC e ci parlerà proprio dell'importanza dell'assistenza domiciliare come parte integrante della filiera della fragilità. Prego, dottoressa Barison. Ciao Alessandra, grazie della parola. Buongiorno a tutti. Vedo che sono un po' buia, ma ho la luce, forse va un po' meglio così, ho la luce alle mie spalle, quindi risulta un po' scura. Sì, la domiciliarietà, perché poi la domiciliarietà? Da qualche anno la Fondazione ha intrapreso questa esperienza ritenendo la domiciliarietà appunto un elemento, un tassello importante per la filiera dell'invecchiamento. Cosa c'entra poi la domiciliarietà con il convegno di oggi, quindi con gli anziani generativi e l'invecchiamento attivo? C'entra perché la domiciliarietà appunto è un servizio pensato apposta per le persone a casa loro, per rispondere a bisogni appunto del territorio senza quindi dover in qualche modo far uscire, sradicare le persone dal loro ambiente familiare e dalla loro abitazione in cui hanno sempre vissuto, e quindi un'integrazione di servizi direttamente a casa che permetta recupero di un'autonomia, recupero di un momento particolare di bisogno, un posto acuto probabilmente dopo un'ospedalizzazione, un intervento, quindi un supporto molto mirato e personalizzato a casa che permetta o il mantenimento di alcune autonomie già presenti o eventualmente il recupero di autonomia anche di tipo funzionale o di stimolazioni cognitive che sono momentaneamente perse per qualche intervento. Quindi questo servizio appunto domiciliare che attiva la nostra fondazione è in studio, insomma, un po' di sviluppo da un paio d'anni e ha proprio questi obiettivi. Noi ci siamo dati per il momento un'organizzazione che parte dai servizi erogati dal centro Nazareth, e questo per legare l'assistenza domiciliare all'esperienza che si è fatta in tanti anni, insomma in 60 anni di storia dell'OIC, ma che l'esperienza che è stata fatta in tanti anni appunto all'interno della residenza, questa esperienza può essere appunto portata a casa. E quindi abbiamo collegato il servizio alla nostra sede storica, il centro Nazareth, un po' per partire, e quindi poter esportare la professionalità e l'esperienza di una gestione residenziale direttamente a casa delle persone che richiedono il servizio, che insomma si affacciano a noi un po' cercando un aiuto. In che cosa consiste sostanzialmente l'assistenza domiciliare? C'è un team di persone, un case manager che vanno a casa dell'interessato, parlano con la famiglia, con i figli, con le persone di riferimento. A volte esiste già un'assistenza quotidiana che può essere la classica, chiamiamola così, badante, e si capisce quali sono un po' i bisogni e le necessità dell'anziano a casa, quali sono gli obiettivi anche di recupero eventualmente che ha in mente l'anziano o anche la famiglia, e si progettano appunto degli interventi che possono essere di tipo riabilitativo, di stimolazione cognitiva, di gestione dei farmaci, oppure di assistenza di base, quindi per un aiuto in casa per le quotidiane attività. Questo anche ad integrazione con quello che dicevamo prima, può essere già la badante a casa, la badante che non ha delle competenze specifiche come quelle eventualmente dell'operatore sociosanitario, può essere anche formata dall'operatore sociosanitario nei suoi interventi per qualificare anche la sua attività continuativa poi con l'anziano a casa. Quindi poi tra le attività che possono essere offerte c'è anche un supporto relativo alle pratiche sociosanitarie, cioè cosa fare, dove andare, chi chiedere per avere presidi dell'USL, per
attivare una richiesta di un'autosufficienza, per attivare una richiesta di accompagnatoria e quant'altro, e un rafforzamento anche appunto di una rete sociale, eventualmente con il supporto anche di altri professionisti. I professionisti afferenti a questo tipo di servizio quindi sono molteplici, vanno dall'operatore sociosanitario, l'infermiere, il fisioterapista, lo psicologo su necessità, l'educatore professionale per la stimolazione cognitiva e poi su necessità appunto c'è il geriatra o altre figure che dovessero essere insomma di riferimento. Da poco abbiamo attivato un progetto un po' sperimentale. Noi appunto al Centro Nazareth fino insomma, all'anno scorso diciamo, avevamo attivo un centro diurno che per l'emergenza Covid, insomma in questo momento non è aperto, non è attivo. È un centro diurno per persone con disabilità cognitiva, con sostanzialmente con decadimento cognitivo e con demenza. Le famiglie purtroppo che non possono più venire al centro diurno soffrono molto a casa, mancando appunto un sostegno importante per i loro cari. Abbiamo pensato in questo caso da poco insomma di attivarci con un servizio domiciliare anche per loro, quindi un progetto probabilmente personalizzato forse su determinati aspetti più che su altri, e quindi di anche per loro di dare un supporto a casa diverso, se vogliamo, rispetto a quello che era portare l'anziano al centro diurno e quindi lasciarlo lì una giornata e poi venirlo a prendere. Un progetto diverso che in questo momento purtroppo di Covid permette comunque di lasciare l'anziano a casa propria e quindi di mantenerlo con una maggiore sicurezza nel proprio ambiente familiare, quindi con minor contatti con altre persone, però allo stesso tempo di dargli un supporto o di tipo riabilitativo, di tipo di stimolazione cognitiva che appunto viene sviluppato insieme. Questo ecco un'integrazione che ci siamo sentiti di attivare proprio perché appunto il centro diurno, non essendo stato riaperto, ha lasciato dei bisogni latenti che appunto con il servizio domiciliare si può intervenire. Abbiamo avuto anche diversi apprezzamenti, dagli interventi che sono stati fatti insomma in questi anni e diversi feedback di apprezzamento. La cosa che, ci riconoscono di più è l'aiuto che possiamo dare proprio, a casa alle persone che in determinati momenti, appunto, si sentono un po' anche, perse, magari un po' sole, nell'affrontare le problematiche dei loro cari che stanno invecchiando e quindi anche qualcuno ci ha detto insomma è bello vedere, uno dei feedback che ci è arrivato, è bello vedere che qualcuno, lavora per costruire, quindi, per costruire appunto qualcosa e per portarlo avanti, insomma per mantenere il più possibile, l'anziano a casa propria e con le proprie autonomie residue il più possibile insomma nel tempo. Quindi ecco, questa è la nostra esperienza, questo è quanto intanto sta facendo la fondazione, integrato con tutti gli altri servizi ovviamente, che sono più di tipo residenziale, quindi diciamo storici, per cui con la fondazione è conosciuta, ma questo servizio integra proprio la filiera dell'assistenza alla fragilità. E in questo senso sappiamo che nel territorio ci sono molti bisogni di questo tipo e quindi noi ci stiamo attivando il più possibile per farlo conoscere e per poter aiutare più persone possibili anche a casa loro. Grazie Alessandra, a te la parola. Grazie, grazie mille.